tu hai un po' di tempo in più ovviamente per descriverci come sta andando la vendemmia qui nel Triveneto. Vi ricordo allora che questi dati che avete nella relazione che vi è stata consegnata derivano dal lavoro fatto da Avepa e dalle sue provinciali, quindi tutti i dati delle province, grazie ancora per i dati raccolti da Avepa, ma anche dagli uffici preposti dalle regioni Friuli, Venezia Giulia, Trento e Bolzano. Nel loro insieme tutti questi dati sono compresi nella relazione che avete in mano. Chiedo una cosa, poi Nicola già ve lo dirà. Quando passiamo alla provincia per provincia, Avepa ci ha già detto che i dati sono aggiornatissimi, ma se qualche direttore di consorzio eccetera volesse aggiungere qualche aggiornamento in tempo reale rispetto a quanto ci dirà Nicola, ben venga, in modo da fornire un dato il più possibile aggiornato. Nicola, grazie, prego. Grazie, buongiorno a tutti. Nicola Belfiore, Centro di Ricerca e Viticoltura di Conegliano. Io sono costretto a fare una presentazione, si sente? Sì. Sono costretto a fare una presentazione un po', tra virgolette, anomala, nel senso che non ho preparato slide, visto che avevamo pensato di fare un riassunto sintetico, un breve riassunto di ogni punto, di ogni provincia, e quindi di leggerlo. Per cui io mi limiterò a leggere il riassunto che ho scritto io, che voi potrete tranquillamente seguire sulle schede che vi sono state date. Quindi io farò una panoramica, una fotografia di quella che è la situazione viticola veneta allo stato attuale, e lo farò grazie alle informazioni, come si diceva all'inizio, che ci sono state fornite dai tecnici che operano sul territorio regionale, che hanno compilato e hanno sviluppato 8 punti che riguardano altrettanto tematiche diverse su base provinciale. Quindi, come diceva Renzo prima, nel momento in cui passiamo da una provincia all'altra, da un punto all'altro, se ci sono delle differenze o si vogliono aggiungere delle cose rispetto a quello che dirò io, possiamo tranquillamente farlo. Uno di questi punti, il primo, è appunto l'andamento climatico. Io non mi soffermerò molto, anche perché l'amico Francesco Recca ha fatto una disamina piuttosto completa, piuttosto come dire, esaustiva di quello che è stato l'andamento climatico in regione. Dirò soltanto che con l'impatto alla viticoltura, quindi con riferimento alla viticoltura, è stata un'annata piuttosto regolare, perché non sono stati registrati eventi estremi, fenomeni climatici estremi, come più volte è stato ripetuto in questa sede, come è avvenuto lo scorso anno, grandinata, ondate di calore, eccetera. Nonostante tutto, l'annata è partita un po' in ritardo per le basse temperature che ci sono state nel mese di marzo, lo sappiamo, fino alla metà di aprile, e questo ha comportato un ritardo in germogliamento di circa 20 giorni. Le temperature che poi sono cresciute, come Francesco ci diceva, le abbondanti piogge hanno permesso un recupero vegetativo oltre che fenologico, tant'è vero che siamo arrivati alla fioritura con 3-4 giorni di anticipo medio rispetto alla media storica, insomma. L'andamento è stato piuttosto regolare, perciò le fasi fenologiche si sono susseguite con una certa regolarità, e se non succederà nulla di estremo d'ora in avanti, speriamo di no, facciamo i debiti scongiuri, arriveremo ad una vendemmia piuttosto anticipata rispetto allo scorso anno, fatta certamente di abbondanza, fatta certamente di qualità. Soprattutto se in queste fasi, in queste settimane che la precedono, vi sarà del tempo, vi saranno soprattutto le escursioni termiche che tanto hanno influenza sulla qualità delle uve. Detto questo, io passerei al secondo punto, ovvero la descrizione dello stato vegetativo e fitosanitario dei principali vitigni provinciali. Partendo dalla provincia di Belluno, ripeto, faccio una breve sintesi, qualcuno se vuole intervenire intervenga, vediamo. A Belluno, per esempio, quindi a Belluno inizialmente non ci sono stati problemi climatici, quindi c'è stato un inizio di stagione piuttosto normale. Il germogliamento, fioritura e allegagione sono stati regolari in tutta la provincia.
Successivamente però c'è stato un clima piuttosto caldo e piovoso dei mesi di maggio e giugno, e questo ha creato dei problemi di natura fitosanitaria che ha comportato l'esecuzione di un maggior numero di trattamenti per controllare la peronospora, che comunque è stata controllata efficacemente, tanto è vero che non si registrano danni agli scadimenti di qualità dovuti a questo motivo. Lo stesso discorso per Padova e Rovigo, dove il decorso vegetativo e i processi fisiologici sono stati piuttosto regolari. Bene anche le piante, hanno reagito bene le piante che sono state colpite dalle gelate del 2017. E in alcune areali e su alcuni vigneti si sono notati dei cali di produzione, una minore produzione e un maggiore sviluppo fogliare. Questo probabilmente è dovuto al fatto che le gelate dello scorso anno, che hanno distrutto il germoglio olivifero principale, ha fatto sì che sviluppassero delle gemme di controcchio e dei germogli i quali, noi sappiamo, hanno una fertilità oltretutto più bassa, e in questi germogli probabilmente la differenziazione delle gemme per l'anno successivo non è stata regolare. Questo può aver determinato il calo produttivo. Non si segnalano problemi di natura fitosanitaria e si registra un anticipo delle vendemmie di 7-10 giorni con inizio verso la metà di agosto, quindi in pratica ci siamo. Anche a Treviso lo stato vegetativo è caratterizzato da vigoria piuttosto elevata, buono lo stato fitosanitario, però come è stato detto anche dalle persone che mi hanno preceduto, anche qui si notano preoccupanti presenze di mal dell'esca. L'ho potuto notare personalmente, almeno in quell'areale lì, passando in momenti diversi da un vigneto dove oggi non c'era nulla, fra un mese e mezzo, 20 giorni più dopo, e c'erano delle chiazze o comunque delle piante colpite da mal dell'esca. E questo certamente è un fenomeno piuttosto preoccupante. Arriviamo alla provincia di Venezia, dove è buono lo stato vegetativo, sono stati segnalati diffusi casi di colatura e accinellatura, probabilmente a causa dell'abbassamento delle temperature che c'è stato in fase di fioritura e legagione. Il controllo della peronospora non ha creato problemi laddove è stato fatto con i mezzi tradizionali. Più difficoltoso, e lo sappiamo, non inutile andare a spiegare perché, laddove invece si pratica una viticoltura di tipo biologico. Non sono stati segnalati casi di botrytis e di olivio, mentre sono stati segnalati casi anche qui in espansione di esche e flavescenza dorata, che suscitano quindi preoccupazione. A Verona lo stato vegetativo è buono, così come quello sanitario. La peronospora è stata controllata non senza difficoltà, però anche qui non c'è stato uno scadimento di qualità o dei danni sulle uve, quindi non possiamo parlare di danni. Le uve sono in fase di invaiatura e non sono state registrate criticità dovute né a stress idrico né ad eventi estremi come per esempio i danni da gamberi. Il fatto che non siano stati segnalati danni in presenza, criticità da associare allo stress idrico è molto importante, perché sappiamo che lo stress idrico in determinate fasi può creare delle problematiche, può creare dei forti cali di produzione se si verificano per esempio in fase di fioritura, ma questo non sono certamente gli areali dove si può presentare lo stress idrico in quel momento lì, oppure in fase di chiusura del grappolo. A Vicenza il meteo, qui ecco c'è si esce un po' dalla regolarità delle altre province. Il meteo è stato un po' avverso e irregolare, la difesa fitosanitaria problematica, la fenologia era irregolare, è venuto un ritardo di germogliamento, l'abbiamo visto prima, come pure un anticipo della fioritura, e l'invaiatura è nella media, ma sta in questo momento attraversando una fase di irregolarità, nel senso che sembra che proceda velocemente per poi arrestare, per poi rallentare. La vigoria elevata ha determinato una continua crescita dei germogli con attacchi importanti di peronospora. Anche qui si segnalano attacchi di mal dell'esca e di giallumi che vengono definiti in preoccupante espansione. Qualcuno ha parlato qui della preoccupazione di dover estirpare dei giovani impianti proprio a causa del mal dell'esca.
Quindi in conclusione di questo punto possiamo dire che, escluse le difficoltà riscontrate nelle province di Belluno e di Vicenza nel contenere la peronospora, il quadro sanitario e quello vegetativo, escluso i casi appunto di Mammellesca di cui parlavamo, possono essere considerati buoni. Ora, a conclusione di questo punto, proseguo. Se ci sono delle osservazioni fino a questo momento, altrimenti vuoi proseguire. Va bene. E allora arriviamo al punto 3, leggo: allo stato attuale il presumibile livello qualitativo che si potrà raggiungere. Come tutti quanti sappiamo, il livello qualitativo delle uve è definito dalle settimane che precedono la vendemmia, quindi sono auspicabili del tempo d'ora in avanti, sono auspicabili le escursioni termiche che, come dicevamo prima, tanto influiscono sulla qualità dell'uve. Per esempio, in provincia di Belluno, allo stato attuale, si può affermare che la qualità sarà buona nonostante i maggiori attacchi peronosporici che ci sono stati. Qualità sui livelli medio buoni anche nelle province di Padova e di Rovigo. A Treviso si prospetta addirittura un'annata qualitativamente ottima, dove si hanno buoni livelli di acidità delle uve e un po' carenti in zuccheri, questo probabilmente a causa delle abbondanti produzioni che ci sono, vedremo poi successivamente a quanto ammontano. A Verona si riscontra un ritardo dell'invaiatura per quanto riguarda le varietà tipiche, tipo la Corvina, il Corvinone e la Rondinella, ma anche varietà internazionali come Pinot, Chardonnay e Merlot. Nei tempi la Garganica. Considerando che l'andamento climatico è stato buono, le sommatorie termiche hanno anche questo positivo, insomma, si prevede che già le varietà precoci tipo Pinot Grigio, tipo Chardonnay, vengono vendemmiate verso il 20 di agosto, la Garganica intorno alla metà di settembre e dal 10 di settembre la Corvina per appassimento. A Vicenza si ha un ottimo, forse eccessivo stato vegetativo e si prevede un forte incremento produttivo con un anticipo della vendemmia di qualche giorno rispetto al 2017. Quindi in conclusione possiamo dire che complessivamente la qualità è prevista su buoni livelli su tutta la regione. Se non ci sono osservazioni vado al punto successivo, meglio al punto 4 e al punto 5 che tratterò unitamente, nel senso perché al punto 4 abbiamo quelle che sono le stime produttive, le variazioni percentuali rispetto allo scorso anno. Un punto 5 invece fa un confronto delle produzioni delle ultime 3 annate, per cui io dirò quali sono gli incrementi produttivi quest'anno rispetto allo scorso anno e di conseguenza, fatta una semplice operazione, vi dirò qual è la produzione stimata globale complessiva per ogni provincia. A partire dalla provincia di Belluno, dove rispetto allo scorso anno abbiamo un incremento del 10-15%, che significa che 12.000, quindi una produzione piuttosto esigua dello scorso anno, 12.000 quintali di uva diventeranno 13.400 quest'anno. In provincia di Padova e Rovigo si stima un incremento del 10% circa sia per le uve a bacca bianca sia per le uve a bacca nera, e con variazioni che possono essere anche superiori nella pianura. A seguito di questo incremento del 10%, i 720.000 quintali prodotti lo scorso anno diventeranno quest'anno circa 800.000. Così come a Rovigo, dove anche qui una produzione piuttosto esigua di circa 17.000 quintali più un 10%, arriviamo a un 18.600 quintali totali prodotti in provincia. La provincia di Treviso è quella che ha un incremento davvero consistente, intorno al 20%. Questo fa sì che i 5.100.000 quintali di uva prodotti lo scorso anno aumentino di 1 milione circa, quindi arriviamo a circa 6.100.000 quintali. Arriviamo alla provincia di Venezia, eccola qui, dove si prevede un incremento del 15-20% rispetto allo scorso anno, e quindi avremo
produzione totale che si attesterà intorno al 1.100.000 quintali. A Verona avremo un incremento del 15-20% e la seconda, in questo caso provincia per produzione, avrà una produzione totale rispetto allo scorso anno di circa 4.350.000 quintali rispetto ai 3.700.000 dello scorso anno. Ecco, un po' l'anomalia si riscontra a Vicenza, cerchiamo di capire perché io vedo qui che in alcune aree, nella zona meridionale, segnato un incremento del 35-40%, quindi molto al di sopra di quello che è l'incremento medio che troviamo nelle altre province, e un 20% nella zona settentrionale rispetto al 2017. Ora, questo incremento piuttosto consistente del 35-40% mi chiedo, è da come dire, associare ad una produzione estremamente bassa dello scorso anno, quindi quest'anno l'incremento che c'è stato viene valutato in termini molto più consistenti? Io direi che i colleghi di Aversa forse ce lo possono confermare. Quindi chiediamo in sala se c'è qualcuno quindi che ci possa... Sappiamo appunto che questi aumenti potrebbero apparire... Scusa un attimo, aspetta, passa che grazie. Buongiorno a tutti. Allora, confermiamo che... Se ti presenti gentilmente. Allora, io sono Gianni Pagin della Verba, qualcuno mi conoscerà sicuramente. Allora, confermiamo che queste stime potrebbero apparire anche come anomale, ma in realtà ci ricordiamo tutti come l'anno scorso la zona, soprattutto del Basso Vicentino, fu stata particolarmente colpita dalle gelate relative. Questo è il motivo per cui abbiamo fornito quelle previsioni, quelle stime. Ok. Poi magari se ci sono anche altre osservazioni, altre domande, qui abbiamo tutti i colleghi di Averba. Quindi in conclusione di questo punto possiamo dire che a livello regionale è stimata una produzione totale che supererà, stando alle stime, i 13 milioni di quintali, con un incremento del 18% rispetto allo scorso anno. Ora, non ci voleva molto per arrivare a questi valori, proprio per il motivo che abbiamo detto prima, e cioè per i danni che ci sono stati lo scorso anno. Quindi andando a rapportare i valori di quest'anno a quello dello scorso anno, ovviamente c'è un incremento di questo genere che abbiamo visto esserci un po' anche nelle altre regioni con le quali ci siamo collegati prima. Il punto 7 parla di produzione di uva biologica, quanto incide sul complessivo. Ora è chiaro che l'agricoltura biologica è in espansione, così come l'agricoltura biologica è in espansione, però produrre, avere un'agricoltura, fare dell'agricoltura biologica ovviamente comporta maggiori difficoltà, è più difficile, più costosa, e queste difficoltà aumentano in determinate areali proprio per le condizioni climatiche che interferiscono negativamente e accentuano le difficoltà quindi di avere questo tipo di coltivazioni. In Veneto comunque esiste una certa realtà di viticoltura biologica. Vedremo adesso a quanto più o meno si attesta e poi complessivamente in regione. In provincia di Belluno abbiamo circa il 3% di vigneti, il 3% di viticoltura biologica sul totale, 3% che significa circa 5 ettari, quindi molto poco insomma, ma la dimensione della viticoltura bellunense è quella. In provincia di Padova e Rovigo abbiamo complessivamente considerato circa 400 ettari di viticoltura biologica e quest'anno si è registrato un incremento del 10% in più rispetto allo scorso anno. A Treviso abbiamo un 5-7% di viticoltura biologica sul totale, il che significa circa 2100 ettari. A Venezia, in provincia di Venezia, un 5-6%, il che significa rispetto alla superficie totale, quindi circa 400 ettari. La provincia di Verona è quella dove si ha un investimento maggiore a questo tipo di viticoltura, con circa il 10-15% del totale. Qui raggiungiamo i 3.000 ettari di superficie. A Vicenza abbiamo un 1,5%, circa 100 ettari in totale. Da dire che
questo tipo, cioè che la viticoltura biologica è in espansione, sicuramente crescerà nei prossimi anni anche per l'incentivo che viene dato. In conclusione quindi possiamo dire che in regione la superficie investita a viticoltura biologica è piuttosto irrisoria rispetto al totale, perché parliamo di circa 6.000 ettari, quindi il 6,5% rispetto ad una superficie complessiva di 91-92.000 ettari di vigneto. Ci sono osservazioni? Vediamo se qualcuno deve chiedere qualcosa, un approfondimento su questi punti. E passiamo al punto 7, cioè i punti di forza e di debolezza, quindi le criticità, sino a questo momento, che sono stati riscontrati nelle varie province in questa annata. Andiamo alla provincia di Belluno, cominciamo sempre da lì. Il punto di forza è stato l'andamento climatico favorevole che ha agevolato la fioritura e la legagione. Il punto di maggiore criticità, l'andamento climatico degli ultimi 2 mesi e mezzo, che ha favorito le infezioni peronosporiche e richiesto un numero maggiore di trattamenti. A Padova e Rovigo il punto di forza rappresentato dalla riduzione del numero dei trattamenti grazie al favorevole andamento stagionale, come abbiamo detto prima, e questo comporta minori costi e quindi minore impatto ambientale. C'è stata una buona disponibilità idrica che non ha limitato quindi lo sviluppo della pianta, e questo ha fatto sì che non insorgessero fenomeni di stress idrico tanto temuti come abbiamo detto all'inizio. Punto di debolezza, leggeri danni da grandine che sono stati registrati in aree limitate. In provincia di Treviso il punto di forza è dato dalla riduzione del numero dei trattamenti grazie al decorso appunto stagionale favorevole. Il punto di debolezza ad oggi registrato il minor grado zuccherino, probabilmente dovuto alle abbondanti produzioni previste, abbiamo visto prima un 20% in più. La stessa cosa la possiamo dire per la provincia di Venezia. Punto di forza il ridotto numero di attacchi parassitari, quindi la riduzione del numero di trattamenti, e anche qui ad oggi una riduzione del grado zuccherino delle uve. A Verona ci segnalano che l'annata presenta soltanto aspetti positivi, l'acidità delle uve alta, gli zuccheri sono nella media, nessuna segnalazione negativa. A Vicenza, come punto di forza, l'assenza di fenomeni climatici estremi, solo qualche grandinata consistente in alcune aree, e la qualità e la produzione si prevedono buone. Punto negativo, la preoccupante espansione del Mal dell'Esca, che come dicevo prima potrebbe comportare anche l'espansione di giovani vigneti proprio per questo motivo, oltre che la diffusione della flavescenza dorata e del legno nero. Quindi, in conclusione di questo punto, gli aspetti positivi più ricorrenti sono il minor numero di trattamenti, quindi questo grazie, lo ripetiamo ancora una volta, all'andamento climatico che ci è venuto in aiuto quest'anno, e lo stato sanitario del vigneto. Punto negativo, come riepilogo è il minore grado zuccherino che è stato registrato in qualche provincia, Venezia e Treviso, e poi questo problema del Mal dell'Esca in provincia di Vicenza. Andiamo all'ultimo punto. Qual è l'elemento di cambiamento più evidente che sta avvenendo nella gestione del vigneto bellunese? Io farei un sintetico cappello a questo punto qui, che però è molto incisivo, nel senso che la viticoltura veneta è proiettata verso una maggiore sostenibilità. Sostenibilità che è soprattutto sostenibilità ambientale, e questo obiettivo si cerca di perseguirlo in tanti modi. C'è una maggiore responsabilità da parte degli operatori, c'è una maggiore attenzione verso l'uso, verso il rispetto dell'ambiente e del territorio. Allora si cerca in tutti i modi, lo vediamo
dalle informazioni che ci sono state date, si cerca in tutti i modi di avere una buona sostenibilità che risulta essere il denominatore comune in tutti i punti. Sostenibilità che viene raggiunta, che si cerca di raggiungere, che ci si spinge, che ci si impegna a raggiungere attraverso per esempio la riduzione del numero dei trattamenti, attraverso i momenti opportuni in cui fare i trattamenti, attraverso l'uso di molecole che siano meno impattanti, attraverso la sostituzione per esempio degli erbicidi per controllare il sottofila, attraverso la corretta gestione del suolo, il sovescio, scusate, attraverso l'uso di impianti di irrigazione a bassa erogazione, quali la subirrigazione e la microirrigazione, e attraverso anche l'uso il corretto uso delle sistemazioni del suolo. Per esempio in alcune aree si è passati alcune aree collinari del Veronese, per esempio, si è passati dalla sistemazione a ritocchino alla sistemazione a cavalcapoggio, quindi, o al girapoggio anzi, che segue una linea di livello, e quindi questo serve a ridurre i movimenti franosi e quindi avere una maggiore tutela dell'ambiente. Così per esempio, se andiamo a fare rapidamente il punto provincia per provincia, vediamo che in provincia di Belluno si stanno realizzando sempre più vigneti specializzati che quindi migliorano e facilitano la gestione del vigneto, si stanno abbandonando i riservi con prodotti chimici. In questa provincia sono cominciati a fare anche i trattamenti utilizzando le macchine a recupero, quindi gli atomizzatori a recupero. In provincia di Padova e di Rovigo c'è una crescente attenzione alla gestione della difesa fitosanitaria, riducendo fin tanto che è possibile il numero dei trattamenti, intervenendo al momento opportuno, attenzione ai prodotti che vengono usati, e nel perseguimento di questo obiettivo ovviamente è importante il supporto tecnico che c'è e che è presente. A Treviso per esempio si assiste, e qui forse è la prima provincia da dove si è partiti anche per imposizioni normative, a sostituire il glifosato, quindi per il controllo delle erbe nel sottofila, con sistemi di lavorazione meccanica, quindi il controllo delle infestanti attraverso lavorazione meccanica. Come dicevo prima, che sapete che ormai sono 2 anni che in alcuni comuni dell'area del Coneglianese c'è il divieto assoluto a usare il glifosato, proprio perché una molecola del metabolismo degradativo del glifosinato di ammonio, mi pare si chiami così, produce un'altra molecola il cui acronimo è PFAS, che è stato riscontrato in quantità allarmanti nelle soglie acquifere. Quindi si sta sostituendo lentamente questo prodotto, questa tecnica di controllo delle infestanti con lavorazione di tipo più prettamente agronomico. Inoltre, considerando che la provincia di Treviso è abbondantemente abitata, c'è una forte espansione dell'agricoltura verso le aree antropizzate, si cerca di porre molta attenzione all'uso di prodotti per fare i trattamenti appunto che siano meno impattanti possibili. La stessa cosa per esempio la possiamo dire per la provincia di Venezia. A Verona per esempio non esistono praticamente più i trattamenti dell'interfila e del sottofila con i riservanti, si sostituisce questa pratica con operazioni di tipo più agronomico appunto. Si tende a utilizzare sempre più i mezzi di irrorazione a recupero, quindi per evitare la dispersione e la deriva delle molecole inquinanti. Si tende laddove possibile anche in ambienti collinari a trasformare i vecchi vigneti che sono allevati con forme di allevamento appunto dei sueti non meccanizzabili, con vigneti a spalliera, con ceste di impianto più stretti in modo tale da renderli meccanizzabili, ad usare delle macchine che siano più evolute, più efficienti, quindi ridurre l'impatto. E come dicevo prima, in molte zone è stato, laddove possibile, sostituito ormai da tempo in pratica il ritocchino con il girapoggio, oltre che in provincia di Verona, come abbiamo detto prima, c'è una
tendenza più spiccata ad orientare la viticoltura verso il biologico, comunque fare in modo che il biologico in questa provincia abbia un peso sempre più determinante. E la stessa cosa la possiamo dire quindi per la provincia di Vicenza. Quindi in conclusione di questo punto si può dire come la domanda maggiore che c'è, la domanda più ricorrente che c'è su tutta la provincia è l'innovazione e soprattutto è la sostenibilità da raggiungere, da perseguire in tutti i modi, anche perché negli ultimi anni la tecnologia ci viene in aiuto proprio rispetto a questo aspetto. Quindi per concludere direi che l'annata, da quanto abbiamo visto, si presenta buona da un punto di vista qualitativo un po' ovunque, si presenta buona anche da un punto di vista quantitativo, lo abbiamo visto prima, da 11 passiamo a 13 milioni di quintali circa, e anche lo stato fitosanitario del vigneto non sembra essere quindi in condizioni buone. Benissimo, grazie. Grazie Nicola. Allora, noi adesso